Alessandra, abbiamo un appuntamento importantissimo internazionale, la Coppa America in Sardegna ad aprile. Quali può essere ancora la potenzialità da sviluppare su questo fronte per quanto riguarda la nostra isola in questo campo? Ma sì, avete la fortuna di avere la base di Luna Rossa qua a Cagliari e c'è anche, stanno costruendo la base del team inglese, per cui anche quella, due team tra l'altro tra i più forti che ci saranno nella prossima Coppa America. In più ospiterete il primo act il prossimo anno ad aprile, per cui ecco, sicuramente sono eventi molto molto importanti che richiamano tantissimi tifosi, tantissimi appassionati, e sarà importante organizzarsi bene per accoglierli, ecco. In più noi come Federazione Italiana Vela abbiamo aperto un centro di preparazione olimpica proprio accanto alla base di Luna Rossa. Cagliari è stata presa da diversi anni come punto di riferimento per gli allenamenti invernali della FIV, e così ci hanno seguito anche tantissimi stranieri, perché ogni anno, ogni inverno vengono inglesi, francesi, spagnoli, ma da tantissime parti del mondo. Poi avete organizzato anche tanti campionati, perché c'è stato il primo campionato di kite quando il kite stava per entrare alle Olimpiadi già di Tokyo, e poi è stato, diciamo, rinviato alla sua entrata alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024, ma c'è stato il primo mondiale di kite che ha avuto una partecipazione incredibile. Ci sono stati i mondiali di windsurf, quindi insomma è un territorio che via via ha organizzato tante regate di qualsiasi genere, di qualsiasi classe, proprio perché ha delle condizioni eccezionali e la gente viene molto volentieri. Tu sei un atleta, hai mai cavalcato le onde in Sardegna? Sì, tante volte. Porto Pollo ovviamente è stato uno dei primi posti che ho visitato, però sono stata anche a Calapischina, a Oristano, ovviamente Cagliari, insomma tanti posti, anche Alghero mi sembra. Alghero. Se dovessi dare così una piccola classificazione, come classificheresti le onde della Sardegna dal punto di vista non soltanto della sfida, ma anche solo paesaggistico? Ah no, pensavo tu mi chiedessi classificarle all'interno della Sardegna, perché lì è in base al vento, perché in base alla direzione del vento ti sposti, prendi la macchina e quindi li fai tutti i posti, non è un problema. No, belle, condizioni veramente interessanti ma per dire, uno dei posti più belli al mondo sono le Hawaii, no? Dove c'è veramente un culto del windsurf, e uno dei più famosi campioni a livello internazionale è Robin Eish, quello che ha fatto la storia del windsurf, e lui quando è venuto ad Oristano a surfare a Capomanno ha detto appunto che non pensava che ci fossero delle onde così nel Mediterraneo, perché l'oceano si sa che è sempre molto più famoso, no? Per queste sue onde grandi, potenti, eccetera, ma anche noi sappiamo difenderci quando Se dovessi darci un suggerimento per far conoscere ancora meglio questa potenzialità nel vostro mondo, che cosa ci suggeriresti? Ma ripeto, la Sardegna è famosa nel nostro mondo, ma anche per dire, per il surf da onda, soprattutto la costa occidentale, stanno crescendo proprio anche delle clubhouse, quindi il suggerimento che posso dire è solamente di renderla più fruibile come mezzi di trasporto per arrivarci, e veramente guardi il meteo, vedi che c'è vento e vieni direttamente senza, insomma, troppi problemi. Parli del raggiungimento dell'isola naturalmente, non della viabilità interna. No, esatto, sì, Ok. più del raggiungimento dell'isola dal continente, sì. Perfetto, grazie.